Abbiamo il verdetto, incontro pari tra gli Assadini e Milano Rizzetto. Medaglie offerte da Box Piovese e Comune di Piove di Sacco di Specie, assessorato per lo sport. Le foto di rito ovviamente come vuole il nostro presidente giustamente. Bene, un saluto ai due ragazzi, due giovani pugili, della Sardegna e della Rizzetto. Passiamo alla prima finale di questi campionati regionali del 19, kg 57 i limiti di questa finale. Vediamo chi dirigerà il match, Mauro Vedomello. Si contenderanno il titolo Lorenzo Brusegà, box Riviera del Brenta, e Das Origit della BRD 1998, Maida, Vicenza. Tanto presentiamo che Francesco della BRD 1998, Maida, Vicenza. Eccolo qua, Das Origit. Un applauso a Das Origit. Finale prevista sulla distanza delle 3 riprese da 1 minuto e mezzo ciascuno. Mauro Vedomello a dirigere questa finale. Con un attimo di attesa, sistema i caschetti ai rispettivi angoli. Pronti per la prima finale, kg 57, Lorenzo Brusegà, Das Origit. Prima ripresa. Termina così la prima ripresa.
Seconda ripresa. Bene così, la seconda ripresa. Prossima finale, saliamo alla ripresa di categoria, che giocherà il 66. Che devono prepararsi Marina Carlo Bonacqua, Arte Mox esclusiva, e Gabriele della Cruz, tesi della pugilistica Scaligera Verona. Ovviamente saranno i protagonisti della seconda finale del prossimo match, il nostro combattimento. Ovviamente siamo qui al Para Junior concorso di Piave di Sacco, organizzato da Box del Piavesi in collaborazione con il comune di Piave di Sacco e in specie assessorato allo sport. Attenzione, fuori i secondi. Terza ed ultima ripresa. Termina così il match, la finale di Lugano 57 tra Lorenzo Brusegano, box di Milano 30 e Tasso Vigit, BRD 1998, Maidoni Vicenza.
Perdendo il finale conosce il campione regionale di questa categoria chilogrammi 57. Diamo il verdetto, vince il campione regionale categoria chilogrammi 57 all'angolo rosso Lorenzo Brusini. Un buon applauso per Alassio Vigito, il Piero Emilio non Vicenza. A premiare i pugili Andrea Scalise, presidente della box Piavenza. Andiamo sul ring. Maria Caro Morella, arte box Mesino e Gabriele della Cruzzi, Fabres, pugilistica Scaligera Verona. Vediamo l'arbitro, eccolo qua, Marco Zanetta. Allora, giustamente non fare un programma simpatico perché anche una festa ovviamente oltre che i campionati, quindi è giusto anche dare un tocco di vivacità a queste manifestazioni. Bene, un applauso a Maria Carla Morella, che va essere Solesino, e un applauso a Gabriele della Cruzzi, Fabres, della pugilistica Scaligera Verona. Nel 66. Anche questa finale si disputerà, si svolgerà sulla distanza delle 3 riprese da 1 minuto e mezzo ciascuna. Prima ripresa. Vai Carlo! Bravo, bravo! Vai Carlo! Vai, vai! Bravo, bravo! Vai Carlo, vai, vai! Entra no solo, vai! Vai, Carlo! Dai Carlo! Vai, entra sotto! Vai sotto, non hai paura! Scassa! Tira Galosso! Bravo, tira, tira! Vai con i destri! Tira i destri! Vai Gabri! Sopra guarda! Vai, 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 corre, tirati fuori! Vai, Carlo! Vai sotto! E così la prima ripresa.
maschili, questa è la seconda. Attenzione, fuori in secondi. Sotto Carlo! Non serve spazio! Seconda ripresa. Vai sotto! Vai sotto! Dai, sono tutti rani diretti! Paga le mutante! Vai, vai! Pugna, pugna, vai! Vai, vai! Vieni centro! Vai in mezzo a ring! Vieni centro! Tieni alta guardia! Vai, vai! Vai, insisti, insisti! Dai Carlo! Tira Carlo, tira! Vai! Tira! Magari lo stop del combattimento. All'angolo blu per RSC, Gabriele della Cruz, Fernando Spugista, Scaligena Verona. Facciamo un applauso allo stato delle Carolone, atto per Cinesino. Lavoratore. E passiamo alla terza finale. Terza finale, scendiamo di categoria chilogrammi 52. Saliamo sul ring Jericho Brian Sanchez, Cubo Box Vicenza, e Devin Stepic, Box Piovese. Abbiamo già il referee in ambito sul ring, che è Mauro Pedonello. Jericho Brian Sanchez, Cubo Box Vicenza. Devin Stepic, Box Piovese. Chilogrammi 52, anche questa finale si discuterà sulla distanza delle tre riprese da 1 minuto e mezzo ciascuna. A dirigere questa finale Mauro Pedonello. Da solo in giro allora, no? Puoi spostarti. Prima ripresa.
Ma quest'anno va! Stimalo! Anche per! Fiatto, va, fiatto! Tu Cerico! Ma quest'anno! Bravo! Così, stimalo! Vai, tieni lì! 10, Cerico, finisci tu! Vai tu! Forte! Più forte, Cerico, chiudilo! E ragazzi la prima ripresa. Seconda ripresa. Vai, continua! Vai, tieni lì, vai! Ma quest'anno! Bello, bravo, vai! Schivalo! Schivo le parti! Che va! Bravo, vai! Vai, Cerico! Giacca! Non c'è paura! Bello! Buona, paura, scappa! Sta scappando, Cerico! Entra tu, entra! Vai, Cerico, vai! Tu forte! Entra, esci! Bravo! 10, Cerico! Finisci tu! Vai tu! Prendilo! Finisci tu! Vai tu! E ragazzi la seconda ripresa. Prossimo provvedimento, prossimo match, prossimo fight, che si vuole la quarta finale. Chilogrammi 75. Invito a prepararsi Enrico Baccini dell'Arte Box Resino e Lorenzo Giglioli dell'Accademia Pugilistica di Roma Luca. Quarta finale di questi campionati regionali Under 19, organizzati qui a Pieve di Sacco, una gloriosa e vincente Box Piovese, ovviamente in collaborazione con il comune di Pieve di Sacco, in specie assessorato allo sport. Adesso forte! La giochi tutta, vai! E la terza ed ultima ripresa. Forte, Cerico! Vai! Cerico! Giacca! Sta scappando! Bravo Cerico! Vai Cerico!
Vicenza e Box Pionese. Tra poco conosceremo il campione regionale di questa categoria, chilogrammi 52. 3, andiamo a premiare la buona volontà, presidente, vicepresidente della regionale Veneto, in due pugili. Facciamo un applauso a Carla, eccola qua, che sarà presente in tutta la giornata, ovviamente, e che avremo modo anche di intervistare. Medaglie già pronte. Regolamento finale, grazie. Pronti per il regolamento, vince del nuovo campione regionale, categoria chilogrammi 52, all'angolo blu, David. Vicenza, grande protagonista di Derby Stebbins. Facciamo le foto ovviamente. Quarta finale, interessanti, seguiti dal personale pubblico, finale chilogrammi 75. Prima ripresa. Lotta Rico, entra! Poi anche il caschetto all'angolo rosso, piccoli imprevisti che risolviamo subito, velocemente. Ovviamente ricordo che anche questo match è previsto sulla distanza di 3 riprese, abbiamo avuto mezzo ciascuna, e ripreso il match. Sì, basta che respiro però. Vai Nico!
L'arbitro decreta lo stop del combattimento. Bene, pugile a centro lento ovviamente per ricevere il guardetto. Eccoci pronti, vince per sospensione cautelare del nuovo campione regionale categoria Gradoni 75 all'angolo Lorenzo Girioli, Accademia Pugilistica Verona Ruga. Siamo un applauso del suo protagonista, dottor Enrico Bacini, alla box del Solesino. Premio della Scalise, presidente della box Piovese, commentario offerto dalla box Piovese e il comune di Piove di Sangro, che ha collaborato con la realizzazione e allestimento di questi 2 giorni in pugilistica qui a Borgo Rossi, di Piove di Sangro. Vai Scalise! Vai grande! A dirigere. Vai Ludo! Vai Ludo! Vai Ludo! Vai Ludo! Prima di presa. Vai Ludo, dai, vai, vai!
prima ripresa. Questa finale a Nero di 60. Allora ricordo anche in presidio dottor Stefano, dipitore con i fratelli Badina, a cui presente anche Fabiano Badina, collaboratore della Box Chiesa ex pugile, JVP, Top System, Pizzo Radio Engineering e poi con altri sponsor ovviamente. Dico sempre amici e appassionati di box, nonché amici della Box Chiesa. Continua così. Seconda ripresa. Tienilo Era così la seconda ripresa. Per la prossima finale, che dovranno i 63 limiti, quindi saremo quello di categoria, invito a prepararsi Warren, Battistone, Box Chiolese e Leonardo Memori, Accademia Pugilistica Verona Ruga. Sesta finale maschile di questi campionati italiani fase regionale qui al Federseco, presso il Palazzo del Borgolo. Terza e ultima ripresa.
tra Christensen alla Box e Paolo e Ludovico Borgia Box e Violenza. A premiare i due pugili, due atleti. Pronti per il verdetto, vince ed è il nuovo campione regionale categoria chilogrammi 60 all'angolo blu Ludovico ovviamente l'applauso l'ho fatto del suo antagonista Cristian Zimbo, Alex Maxi. Paolo, prego. Interviste di rito ovviamente e passiamo alla stessa finale. Buonasera. Vuole Battista Box Pavese, Leonardo De Mori, Accademia Pugilistica Verona Roma. Sarà Carlo Zanatta, eccolo qua a dirigere questo match. Benissimo, già sorriso, facciamo la prova con Leonardo De Mori, Accademia Pugilistica Verona Ruga. Già sorriso, tagliamo la fiera della box Piavese. Warren Battistone, eccolo qua, Warren Battistone, box Piavese. Finale, categoria chilogrammi 63, sempre tra le riprese da 1 minuto e mezzo ciascuna per queste finali, appunto di campionato italiano in fase regionale. Prima ripresa. Vai, Warren! Warren, concentrati!
Termina così la prima ripresa. Seconda ripresa. Dai che continuo, vuole! Continuo! Gol! Vuole, dai! Lo vuoi, vuole! Diretto! Bravo! Vuole, sotto! Sotto! Dai! Sotto! Tirati via! Cuore! Via dalla corda, cuore! Vai dietro! Sotto te! Vuole! Sotto, sali! Termina così la seconda ripresa. Prossimo match, passiamo al campionato rosa femminile, quindi invito a prepararsi per l'invito alla finale di Milano 54 Emma Carazza al box Rosino e Margherita Bennesso del box Avignasego. Quindi prima finale femminile di questi campionati italiani fase regionale. Qui abbiamo visto la compressione da Giulia. Terza ed ultima ripresa. Dai! Vai, vuole! Sulla guardia! Fai il fermo, tira il diretto! Fermo diretto! Fai il fermo, tira il diretto! Vuole! Davide! Vai!
sfondo svedese di Leonardo De Mori e delle pugilistica di Roma Roma. Applauso meritato per i due ragazzi, due pugili, ma teniamo il verdetto e conosceremo il campione regionale di questa categoria, per l'appunto chilogrammi 63. A premiare i due pugili chiamo Luca Rigoldi, il grande Luca Rigoldi. Vediamo sempre con grande piacere. E come non ricordare i suoi grandi trascorsi da campione italiano, campione dell'Unione Europea e campione europeo. Lo facciamo un grande applauso ancora a Luca Rigoldi, grazie per la sua presenza. Pronti per il verdetto? Diamo il verdetto, vince il nuovo campione regionale categoria chilogrammi 63, Leonardo De Mori, Accademia Pugilistica. Un applauso per il buon Rocky Fox Svedese. Premio Rigoldi. Sesta e ultima, prima finale dicevo di campionati regionali, due finali, poi avremo match fuori programma e match per il primo trofeo della Sacinica. Facciamo un applauso a Lena Carazza, Arte Box Solisino, Jackson Quadrato, Lavoro Rosso. E vediamo la pugilista traina della box di Nasimo. E Margherita Bellesso, box di Nasimo. Prima ripresa. Vai!
Era così la prima ripresa. La seconda ripresa. Dai Emma, subito, continua! Dai Emma! La seconda ripresa con la prossima finale, seconda finale al femminile, categoria di leoni 48, quindi scendiamo di peso. I video per darsi Asia Canilli, via Canilli 1998 ai donne di Vicenza, e Vittoria Tignori della box Albignasego. Saranno loro le due protagoniste del prossimo match della prossima finale nell'ambito di questi campionati italiani, fase regionale. E la terza e l'ultima ripresa.
Esimo e Margherita Bennesso, box Albinasio, a premiare le due pugilesse Maria Gino Gine, presidente della Tromba. Abbiamo visto con un applauso, eccola qua, a Maria di Rosa Vestito. Ora vedo meglio con i cartellini che saranno consegnati al commissario e poi ovviamente conosceremo la campionessa regionale di questa categoria che abbiamo 54. Bene, siamo pronti per il verdetto. Vince ed è la nuova campionessa regionale categoria di grammi 54 all'angolo blu Margherita Bennesso, box Albignasio. La donna d'applauso anche della Franza, alta box Solisimo. Premia Maria Gine, presidente della Palocco Piove di Sacco. Foto di rito ovviamente. Seconda femminile, Asia Canilli, Vittoria Tittori. Prima ripresa. Vai Asia! Vai Vittoria! Vai Asia! Vai Asia!
la prima ripresa. Il nuovo Milano Car Service, stanno i servizi vicino al pesce. Terza e l'ultima ripresa.
regionale. Subito dopo prenderemo il miglior pugile di questi campionati regionali campione di Sacco, faremo un po' di interviste con i personaggi famosi e poi riprenderemo con dei match validi per il primo trofeo della Saccisimo. Laura Bagliagina, la Presidente della Prologo Pieve di Sacco, sempre lei a premiare le due pugilesse, nell'attesa del verdetto. Lo diamo il verdetto, vince la nuova campionessa regionale categoria chilogrammi 48, all'angolo blu di Vicenza. Glorioso box piovese. Abbiamo Maria Gini, come ha detto il Presidente della Prologo Pieve di Sacco. Vorrei chiamare su lì anche il Presidente del Comitato Regionale Veneto, Paolo Bonifacio, grazie. Sono salito prima per premiare. Eccolo qua, un applauso a Paolo Bonifacio. Il vicepresidente del Comitato Sede Regionale Veneto, Anna Voltano. Sta arrivando velocemente, eccola qua. Già presente anche prima. Un applauso a Anna Voltano. Benvenuta. Il maestro benemerito Gino Freo, che vedo vicino. Eccolo qua al tavolo delle premiazioni. Ecco, il fondatore della box piovese, eccolo qua. Ti va bene se dico, mentre pensate che ora pulsate nella box piovese? No, ho detto che adesso anche su anche tu sei seguito qualche volta, sono lì qualche volta, tante volte, e poi come gli insegnate dei grandissimi risultati. Allora, vediamo a proposito di pugili e atleti, Luca Rigoldi, Denis Mugu Schiero e Cristian Sanavia ovviamente. Eccoli qua, questo terzetto, Denis, serioso questa sera Denis. Aspettiamo Cristian Sanavia, dove Cristian l'ho visto prima, nei paraggi. Attendiamo ancora un attimo per Cristian. Se arriva. Comunque, dobbiamo effettuare una premiazione prima dei migliori pugili di questi campionati. Cioè, veramente, ma te lo dicevo adesso, esattamente. Allora, questo premio sarà consegnato ai migliori pugili da parte del Prologo che tu rappresenti. Chiamando questi volte Cristian Sanavia, Cristian Olimpo e Sanavia. E anche Stefano Gatto, che è stato il pugile della box piovese, all'inizio soprattutto. Quindi. Fabiano Badina anche lui ha calcato Regna più di una volta. Vabbè, comunque, il miglior pugile, il risultato
senza ombra di dubbio, Denis Stepic. Grande applauso, Ciorigno Denis Stepic. Eccolo qua, ciao Denis. Allora. Eccolo Cristian, eccolo qua. Non poteva mancare Cristian. Ciao Limbo, ciao grande. Allora, Maria Gine, ti consegna il premio del miglior pugile di questi campionati regionali. E la motivazione, ha fatto un grande match contro un grande avversario, usando tecnica, grinta e determinazione. Denis Stepic, vuoi salutare il pubblico? Sì Maria. Grazie a tutti. Guarda che non è la prima volta, vincerà ancora qualche trofeo. Soprattutto ringrazio il maestro che mi ha aiutato ad arrivare a questo punto. Ringrazio tutti, famiglia, società, tutti. Grande Derby! Sentiamo il Carraro sul ring e grande Derby Stepic. Resta buono noi altri Derby, facciamo una carrellata, passiamo allora. Io vorrei parlare di ospitalità. Sempre prima il presidente, però al femminile, facciamo prima al femminile, facciamo. Ok. Allora Maria Gino vuol dire qualcosa? Allora io volevo complimentarmi con tutti chi ha combattuto questa sera, bravissimi, bravissimi tutti. Però volevo fare un complimento molto bello e complimentarmi per quello che fa Gino Freo per Piave di Sacco, perché fare quello che fa lui per 40 anni non è facile. E io posso capirlo perché anch'io con la proloma non devo fare, ma bisogna amarlo tanto quello che fa lui, la box e la sua vita. Complimenti Gino, grazie di tutto. Grazie Maria. Anna Montano, sempre al femminile, presidente di questa serata. Introduco un argomento che secondo me dopo verrà sviluppato dal Presidente. Noi qui abbiamo il risultato di quell'attività giovanile, questo è il primo step per verificare il lavoro che all'interno del contesto della federazione per i giovani, lo spariglio in particolare. Diciamo che c'è da lavorare, ma non risultati. E quindi io lascerei la parola al Presidente perché è venuto la nazionale giovanile e da lui sta valutando proprio questo aspetto. Ringrazio ovviamente Andrea e aspettiamo tutti domani per l'obiettivo 3, rinnovo quello che abbiamo detto ieri e ringrazio il maestro Freo per ogni campionato organizzato veramente e lascio la parola al Presidente. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie a Box Fiorese che sta facendo veramente un buon lavoro con tutti i campionati che sta organizzando. L'attività oggi è stata veramente di alto livello, devo essere sincero, veramente dei ragazzi che sanno fare la box. Ma dietro a questo c'è un grandissimo lavoro delle società, dei dirigenti, dei tecnici e una gran voglia di trasferire le loro ambizioni tecniche, chiamiamole così, in un lavoro genuino. Sono veramente dei ragazzi, questa sera sono rimasto veramente a bocca aperta per il livello che hanno raggiunto. Il lavoro fatto con l'attività giovanile che ha detto il vicepresidente Anna Voltan è veramente ottimo. Stiamo lavorando da parecchi anni e il Veneto, devo essere sincero, sta facendo un ottimo lavoro, tant'è vero che anche quest'anno si è piazzato al trofeo CONI al secondo posto di tutte le regioni d'Italia e questo fa capire che il Veneto è presente e sarà sempre più presente a livello nazionale e me lo auguro che possiamo in futuro anche organizzare un evento nazionale dilettantistico
magari in qualche zona dove qualche società può magari offrirsi per un progetto. Ringrazio tutti. Il progetto mi ricordo, sempre su questo ring di cesti, un titolo italiano, giusto? Tu vuoi il titolo italiano, ma parliamo di dilettantismo o professionista? Parlo di dilettantismo, diciamo che tutto sommato il professionismo è difficile avere l'atleta professionista, però è un evento di un campionato dilettantistico manca da tanti anni l'evento. Manca da tanti anni e magari è un obiettivo che noi del comitato ci siamo previsti in questo quadriennio e penso che prima o poi ci arriviamo. A memoria mi ricordo che la Box Pioveso ha organizzato gli ottavi e quarti di finale del 2002 abbiamo di Sacco e anche del 2003 abbiamo fatto la vicina alla quindi siamo già fatti insieme alla Box Pioveso, quindi siamo stati un po' precursori di questi a livello dilettantistico. A proposito di Box Pioveso, che mi ha detto il fondatore dell'immagine, perfetto, avevo detto il microfono, è arrivato, sì, al nostro rappresentante, eccolo qua, dei atleti in Italia, eccolo qua, puoi dire te qualcosa riguardo alla box, queste riunioni ovviamente, e il futuro del dilettantismo nel Veneto. Ma sicuramente è molto importante fare l'attività giovanile poi è da qui che nascono i campioni, ci stiamo impegnando fortemente come federazione per cercare di portare avanti quello che è la crescita e lo sviluppo dei talenti, perché qui anche oggi abbiamo visto molti atleti bravi e la difficoltà oggi è quello di riuscire a dare loro la possibilità di diventare domani atleti di rilevanza nazionale, quindi questo è sicuramente uno dei compiti più importanti e più cruciali da gestire oggi come federazione. Stiamo facendo un grande lavoro sull'attività giovanile, stiamo cercando di portare grandi modifiche anche sia ai regolamenti sia anche a quelle che sono le fasi organizzative dei campionati e quindi il lavoro è tanto e c'è tanto da fare. Sicuramente oggi abbiamo visto del buon pugilato e speriamo che sia da così sempre meglio. Certo, Capo Maiore sì, da questo punto di vista. Se vuoi dire al maestro, eccolo qua. Sì, due parole, un ringraziamento ai personaggi, soprattutto la Ginetta è stata meravigliosa, la Proloco fa tante cose qui a Pieve di Sacco. Due parole sull'attività giovanile, noi siamo stati con Cristian Sanavia, ha iniziato a 10 anni a combattere ed è diventato campione. 10 anni ed è diventato campione mondiale, quindi l'attività giovanile ecco, in uno sport che sembra singolo, questo voglio sottolineare, è singolo, è il pugile che va sul ring, ma ha bisogno di una squadra, ha bisogno del maestro, ha bisogno della società, ha bisogno del comitato, ha bisogno della federazione. Nulla cade dal cielo, quindi poche parole come intenditori si dice, ma ecco, i ragazzi ci sono, portarli avanti è un gioco di squadra e non singolo. Un applauso al maestro, ho visto che ha accennato, eccolo la Cristian Sanavia, vieni qua che sta vicino al maestro, ma cosa stai? Luca ha già parlato ma siamo avuto il piacere di presentarne più di una volta, soprattutto nel 2001 a Pieve di Sacco, quando in piazza, quando tu incontrasti Monzon Giulio, Pedro Moiano Monzon Giulio, ci furono 7.253 paganti, non dico altro, in piazza Pieve di Sacco, titolo mondiale ai pesi medi, la Rai lo trasmetteva, un successo incredibile, tu fosti il personaggio dell'anno insieme al maestro, di qualcosa riguardo quel periodo. Maurizio, tu ti ricordi tutto di me, di Schierro, di Luca. Io nella mia carriera, onestamente, io ho perso tutto. Lo conoscevo bene, io no, in senso buono. Non vivo dei ricordi, io non ci penso e dunque il ricordo è che mi porto in casa, so il sacrificio che è stato fatto dalla società a realizzare. C'era tantissima gente, penso che sia uno dei più storici fatti in Italia, può essere.
poi ho anche vinto tutto lei. Penso che abbiamo avuto la fortuna, tu da grande vocalista atleta, io presentando tutto il pubblico che c'era. E ho detto Piova di Sacco, la cittadina messa al centro della cartina geografica d'Italia della serata. Quindi grande piovese, grande box piovese, grandi atleti. A proposito di box piovese, allora magari rispondo un po' schema. Buonasera Cristian, ho combattuto anch'io sotto quel match. Io mi ricordo benissimo anche delle foto tu. Sì. Senden, mi ricordo benissimo. Ho combattuto anch'io. Correva l'anno 2001, Niente che dire, io sono contentissimo del mio lavoro che sto facendo alla Legends Academy di Latona e questa sera ho portato un ragazzo perché ieri ha fatto la semifinale, stasera ha vinto la finale di Under 15 e è arrivato campione regionale, quindi sono contentissimo. tu sei figlio del maestro per merito Girofreni. Insomma, qui abbiamo intervistato tutti, chi resta? Duci si chiudo sempre. Buonasera a tutti, grazie della presenza perché chiaro se c'è il pubblico poi gli atleti rendono sicuramente di più. Facciamo un passaggio. Ho avuto l'onore in questi giorni di essere convocato in consiglio comunale, anzi in consiglio provinciale, dal consigliere Mosco. E è stato varato un documento veramente importante che è un decalogo contro il linguaggio d'odio nello sport. Quindi la provincia di Padova si è fatta promotrice di questo grandissimo decalogo, è stato firmato da due associazioni molto importanti e dalla provincia di Padova. Lo vediamo sullo schermo Vediamo sullo schermo, sì, è stato giovedì di 2 settimane fa e così volevo solo menzionare alcuni punti, sono 10 punti fondamentali. Il vero tifo unisce e non discrimina. Dietro ogni maglia c'è una persona. L'errore è umano, l'odio no. Le parole hanno conseguenze reali. Sui social non sei invisibile. Rompi il silenzio, intervieni. Sii un modello per le nuove generazioni. Celebra lo sport, non l'umiliazione. Pretendi impegno da club e istituzione. Fai del rispetto il tuo stile di gioco. Beh, penso sia stato un momento veramente importante perché scrivere queste cose qui non è così banale, ma è molto importante. Da qua si può iniziare a fare tanto e lo dobbiamo fare noi tutti i giorni quando siamo con i ragazzi, quindi dobbiamo essere noi genitori i primi ad avere un comportamento decoroso nei confronti dei ragazzi. Ecco. Poi vi lascio perché altrimenti non voglio fermare la serata. Domani mattina siamo impegnati in un progetto di inclusione con l'obiettivo 3 di Alex Zanardi, che includerà la box per la prima volta, quindi la parabox sarà inclusa. E qui abbiamo un atleta di parabox che è Gianluca Perale, che domani mattina sarà insieme con me e con il suo maestro Nicola Magiero a presenziare al plebiscito di Padova. E Gianluca, se c'è lo volevo... Gianluca Perale, vediamo se c'è, l'abbiamo visto prima. Buonasera a tutti. Lui anche ha combattuto, tu che dici fai questo ring, giusto Gianluca? Mi ricordo benissimo, quindi sei stato protagonista in questo ring? Sì, si cerca sempre di dare il massimo ed è un'esperienza sempre nuova e sempre sì, domani avremo un altro evento importante e poi ci saranno sempre nuove occasioni per dare lustro a questo sport. Bene, un applauso a Gianluca Perale. Aspettiamo che Mino Andrea che salga sul quadrato, poi lasceremo andare tutti quanti gli ospiti che non andranno via perché avremo il primo trofeo per essere civica. Ma non è così, pure abbiamo i tecnici, non c'è mica problema, riusciamo a organizzarci noi altri, a essere un po' di velocità e elasticità. Tu sei? Denise, ecco Denise, prego, benissimo, sono anche i nomi ovviamente. Benissimo, un applauso, Luca Rigoni, Cristian Salamina, il maestro Valeriano Girofreni, Terry Stelvic, grande vincitore del trofeo, ovviamente dei due pugili di questi campionati regionali, la Regine.
c'era Bonifacio ovviamente, Anna Voltà e Andrea Scalise, che resta sempre comunque in monogramia da questo regno. Benissimo, grazie e riprendiamo con il primo trofeo della Sicilia, match fuori programma. Kuma Box Vicenza, Mauro Vedovello sul ring è già pronto per dirigere questo match fuori programma nell'ambito del primo trofeo della Sacisica, quindi abbiamo fatto anche questo trofeo. Già pronta anche Francesca, vediamo Mattia Cremonese, se no può salire lo stesso, sarà già senza problemi Francesca. Vediamo anche il suo antagonista, l'avversario, al fiero del box piovese, Morata Tuani. Ci siamo al primo match per il primo trofeo della Sacisica. Prima ripresa.
match fuori programma valido per il primo trofeo della Stacisica. Seconda ripresa. Italia così la seconda ripresa, prossimo match, prossimo combattimento, sempre nell'ambito del primo trofeo della Stacisica, invito a prepararsi Jacopo Faccon, box Piovesi, e Dallas Del Favero per la Felix Box, pugilato in Italia, limite di 60.
ed ultima ripresa. Abbiamo così il match tra Morad Tuani, box Dionisi Divino, Zibbo, box Vicenza. Abbiamo come detto ovviamente, vediamo chi prenderà i due pugili. Allora il primo incontro valido per il primo trofeo Rossa Cisica. Sarà Andrea Scalise, secondo la box Piovese. Bene, pugili a centro ringa per il verdetto finale, grazie. Guardiamo il verdetto, vince all'angolo blu Divino Ozimbo, Cuba Box Vicenza. Facciamo un applauso, abbiamo la Morata Piovese, la box Piovese. Bravi due pugili, meritano un applauso, protagonisti del match.